L'Istituto di Istruzione Superiore Odierna di Palma di Montechiaro ha organizzato un evento di scuola futura a Cortina d'Ampezzo. L'Odierna è una delle 10 scuole polo nazionali per la realizzazione di iniziative nazionali e internazionali di formazione per studenti e docenti. Diversi sono stati i laboratori che hanno impegnato alunni, docenti, dirigenti e equip formative territoriali di numerose regioni italiane. Sono molto soddisfatta della riuscita dell'evento, dichiara Annalia Todaro, dirigente dell'Odierna. In questi 2 mesi io ed il mio staff ci siamo impegnati duramente per la riuscita di questo grandissimo evento. Organizzare uno scuola futura è sempre impegnativo, organizzarlo a Cortina d'Ampezzo ha amplificato le difficoltà, considerata la logistica del posto, e ringrazio il Ministero per la fiducia riposta sulle capacità organizzative della nostra scuola. Durante la cerimonia di chiusura, gli studenti hanno restituito i loro lavori alla presenza del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Presente anche il cantante Mr. Rain, che ha infuocato la platea con i suoi successi. È la Cortina d'Ampezzo del design, del fare e del pensare, delle collisioni globali che qui sulle nevi di Cortina noi per i prossimi 4 giorni vogliamo accelerare. We'll learn a lot and bring back all the new learnings, the new tools to add to your virtual suitcase of knowledge. Quello che le Olimpiadi lasceranno sul nostro territorio è quello che voi porterete a casa in questi giorni. Io ho sentito in quel momento un'energia che arrivava da molto lontano. Quindi è una enorme celebrazione dello sport e dei giochi e del movimento olimpico in quanto cultura. Sia per le Olimpiadi che per le Paralimpiadi saranno sicuramente giorni straordinari. Buon divertimento e buono sport e buoni giochi. Abbiamo deciso oggi di lanciare una sfida, Scuola Futura Next Gen 26. Comunque ho trovato in tutti i paesi era l'umanità che si poneva sempre in modo molto gentile nei miei confronti. Io sono cieco da quando sono nato, e quando sono nato non è che ero così felice di non vedere, anzi voi vedenti mi stavate molto antipatici. Lo sport mi ha insegnato anche ad allenare le mie abilità, al di là delle diversità, al di là di quello che io non ho, ad allenare quello che resta. Ma dove ci troviamo qui? In paradiso? No, un po' più bassi. Siamo dalle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo per Scuola Futura Next Generation 26. Scuola Futura accende l'entusiasmo. E l'entusiasmo è l'obiettivo di una scuola capace di raggiungere i cuori, capace di stimolare passione, di una scuola capace di suscitare emozioni. Tutta questa straordinaria sinergia fra sport e scuola è finalizzato a valorizzare voi e a costruire per voi un futuro degno di realizzazione dei vostri sogni, delle vostre aspirazioni e dei vostri talenti. Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme, anche se dura un secondo come le comete.